questa disciplina non c'è cosa più bella che vederli esibirsi insieme. Esercizi rallentati per poter far vedere come si segue la tecnica. Ecco invece come poi si velocizza il gesto. Vedo i bambini guardare con attenzione, è evidente che questi judoka lasciano il segno in questa giornata per questi bambini. Osservate con quanta precisione ci si prepara prima ad un colpo, si fa vedere proprio per bene come devono essere i movimenti, ecco che le azioni si cominciano a velocizzare. Tutto ciò serve anche per il riscaldamento in un certo senso. Tutti i movimenti sono precisi, eseguiti con grande attenzione. E si parte da uno scambio di tecniche più veloce. Ha detto io voglio spiegare. Attenzione, sciai, combattimento all'ultimo sangue per un bambino che vuole sfidare. Ah, ce n'è anche un altro. E quindi devo scorrere più di applausi. Ok, bravissimi, saluto. Bravi. Francesco, adesso preparati a questo impegno grandioso. Bello applauso. Ecco Pasquale che si misura con un vero olimpionico. Lasciami, possono che? Lasciami. Proviamo a vedere come complimenti. Saluto. Bravissimi, ringraziamo anche Francesco e Davide Valando. Complimenti bellissimi. Allora bambini, qui diventa difficile poi dire no. No, dobbiamo cominciare a lavorare ragazzi, quindi... Però siamo felici del fatto che i fratelli Valando sono diventati un esempio per tutti questi bambini e soprattutto un messaggio proprio ai bambini: impegnatevi. L'impegno nel judo vi porterà ad impegnarvi poi nella vita, per tutti i momenti della vita, e prendete esempio da questi grandi atleti della provincia di Caserta. Complimenti, molto bene, saluto. A posto per bene, ok.
e vi ringraziamo dopo. Benissimo, allora tutti i bambini che poi finiscono la gara nello spogliarsi dopo possono portare i giochi, il kimono, la giacca del kimono dai fratelli di Franco, che saranno felici che